Sì, questo come dico spesso è il bello della diretta, anche se non lo siamo in diretta perché abbiamo appena terminato il pranzo, io vado in onda di mattina, abbiamo delle differite in posti insomma bellissimi in cui ci dimentichiamo insomma della trasmissione radiofonica, dimentichiamo di tante cose, perché siamo intanto al Castel Toblino, io conoscevo come castello. Lei è castellano qui, ma è diventato, insomma, in un certo senso, sì. ecco, quindi quello che si occupa appunto del castello da vecchia data, tra l'altro, adesso magari anche il ristorante, ma già... Io sono qua da Tony e Ecco. ci lavoro al castello, diciamo, da più di 10 anni, diciamo. Sì. Ecco, quindi qui al ristorante, poi al bar che continua a gestire Sì, tra l'altro, sì. ecco, e adesso il ristorante tra l'altro gastronomico, quindi con buoni punteggi sulla guida del Gambero Rosso. Io tra l'altro insomma amo ritornare ogni tanto da queste parti e scoprire che poi d'estate c'è anche come dire, proprio un colpo d'occhio su questo bel lago, a parte il castello ha un fascino particolare, lo puoi mettere dove vuoi, qui invece siamo sul lago di Toblino, si chiama così? Lago di Toblino, ecco, sì. Lago di Toblino. Siamo circa 13-14 km distanti dalla città di Trento. Ecco. Che è il minimo chiaramente per andare in un posto un po' appartato, un posto, come dire, anche per certe occasioni, immagino che qui matrimoni, cerimonie, eccetera, eventi, Sì, ecco, sì, quindi sì, perché il posto si presta e abbiamo diversi matrimoni anche, abbiamo cominciato già ieri, ne avevamo uno e per tutto il mese subito dopo Ferragosto, quindi. Esattamente, ecco. per tutto il mese di settembre abbiamo tutte le date occupate, sia di sabato che la domenica anche, per fortuna. Ecco, questo chiaramente il grosso chiaramente del castello, chiaramente, Sì, ha un sì, fascino particolare. Qui c'è stato non proprio un cambio dello chef e della cucina, qui ci sono degli chef che si sono avvicendati, quindi come lei che ha lavorato in sala qui, sì, ora ha preso le rediti. Esatto, ero responsabile di sala con la vecchia gestione Sì. e poi avevo preso in gestione il bar per 6 anni e dall'anno scorso ho acquisito, come le dicevo anche prima, anche il ristorante. Comunque conosco il posto e l'ambiente da diversi anni, è un posto magico, bellissimo e nonostante tutti questi anni di lavoro ha sempre ogni giorno qualcosa in più, insomma, che ti... Effettivamente, c'è sempre qualcosa da scoprire. Tra l'altro notavo adesso con questo insomma, cambio, questa insomma, rinfrescata, i cuochi erano già in cucina già un po' di tempo, quindi si dà il cambio. Ho uno chef bravissimo che si chiama Michele Bridi, che oggi non c'è perché aveva il giorno, esatto, c'aveva il giorno... Perché qui è aperto 7 giorni su 7, pranzo e cena. Io sono venuto addirittura il lunedì per vedere se era proprio vero e posso insomma confermare. Poi devo dire c'è anche affluenza tra l'altro di pubblico, quindi il pubblico non so se gradisce più venire di giorno che la sera. Ma dipende, diciamo che il lavoro si concentra di più nei weekend, però anche durante la settimana abbiamo il nostro giro, insomma. Certo. Ecco, io intanto faccio i complimenti a questa carta dove finalmente ho visto queste 4 proposte, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, 4 proposte corretto. Non so se sono tutte a 37 euro. No, abbiamo i 2 menù da 37 euro che sono dei menù ridotti, con un antipasto, un primo e un dessert. Sono 2 però, ecco, sono 2 alternative. E poi ci sono gli altri 2 menù completi, diciamo, uno di carne e uno di pesce a 57 euro a persona. Ecco, col piatto principale, quindi si può scegliere il pesce, tra l'altro soprattutto di lago, comunque anche di lago, perché molte volte insomma pesci di lago diciamo latita da qualsiasi parte, qui siamo sul lago e poi c'è il lago di Garda, poco distante e quindi ecco varie proposte di acqua dolce, ecco, quindi devo dire molto interessante perché poi c'è una carta, quindi si può scegliere la carta, si può prendere anche un piatto. Ecco, esattamente, non è obbligato di prendere il menù. Con un piatto si mangia e qui il fatto che come dire, ci sia molto movimento anche durante la settimana, poi chiaramente nel fine settimana chiaramente molto di più, ecco, quindi, ma qualche ristoratore si potrebbe accontentare anche del flusso del lunedì, ecco, quindi il sabato, ecco, perché effettivamente c'è movimento, magari, ecco, visto che lei
poi ha gestito il bar, poi sono anche clienti che comunque si fermano un attimo e comunque mangiano uno di questi piatti che effettivamente sono degli antipasti e un primo o sono dei primi secondi, no? E questa è una cosa che io conosco per via di un personaggio a Milano Marittima che dice: io vado a mangiare al caminetto e prendo lo spaghetto allo scoglio perché è un primo che è anche un secondo. Lui lo diceva in romagnolo, chiaramente, Leon Premp, l'Enecus Von. Ecco, quindi diceva. E quindi, ecco, ci sono dei piatti effettivamente, io ho provato delle sarde ad esempio. Sì, le sarde di lago. Sarde di lago, tra l'altro, con i tortelli, con il ripieno di ricotta di capra. Tortelloni, ecco, esatto, molto piacevoli, che sono un antipasto, un primo, detto molto, molto sinceramente, e poi anche sul piatto principale più o meno la stessa cosa, quindi sono piatti che permettono effettivamente anche una pausa a pranzo, visto che il castello è sempre molto visitato. Attenzione, perché il castello in realtà si può visitare, siete clienti del ristorante. Noi, noi di solito ai nostri clienti facciamo visitare anche le sale su al primo piano. Abbiamo diverse sale, abbiamo una capienza di più di 300 coperti se usiamo tutte le sale. Ecco, anche perché un tempo qui si faceva, perché ho visto i bicchieri, mi ero dimenticato, c'era c'era una manifestazione che celebrava il vino da dessert praticamente in tutto il mondo, immagino, oltre che il vino del posto, che è il vino santo, attenzione, con la O finale, che da uva nosiola, che cresce qui chiaramente, quindi è proprio è un vino autoctono, il vino del posto. Quindi mi ricordo che ci fu questa cena con gli chef della Zen Restauratore, visto che lei poi non è nuovo, a parte il Castello di Toblino, lei stava al ristorante Stella Michelin Fior di Roccia. Sì. Ecco. Io lavoravo alla Locanda quando ai tempi lavorava lo chef Walter Mioli. Sì. Ecco, esatto, che passò dal Fior di Roccia, quindi da una piccola casa di cucina casalinga, passò appunto a questo ristorante, che poi è diventato anche un 2 stelle Michelin della famiglia Nunelli e quindi del gruppo Ferrari, dove lui praticamente spostò appunto la sua stella, quindi ecco, trasferì la sua stella là, è una cosa sicuramente a loro molto utile, quindi insomma l'esperienza mi sembra non le manca. Lei si chiama Tony Screli, io di origine sono albanese. Ecco, quindi grandi uomini di sala, anche grandi cuochi, perché in Albania, non so se lei torna ogni tanto, c'è Bledar Cola. Io a dire la verità... Conosci Bledar Cola? Che non è una nuova bibita. La mia storia è questa, che io sono venuto in Italia per studiare. Mi sono laureato al Conservatorio di Musica, sono musicista. Per mantenere i miei studi ho fatto questo lavoro. Io sono clarinettista. Sì. Così un po' alla Lucio Dalla, così. Esatto. Ecco, ciao. Renzo Arbore. Anche Renzo Arbore, però insomma non... E ovviamente per mantenere i studi ho fatto questo lavoro. Qui a Trento? A Bolzano. Abitavo a Trento e andavo a Bolzano a fare studi. E così adesso ho seguito, diciamo, la strada del lavoro, diciamo, ho trascurato un po' la musica, mi sono diplomato. Però può sempre riprendere magari organizzando qualcosa di musicale, perché chiaramente qui c'è anche un parco, no? Si entra comunque al castello, quindi c'è una zona. Ecco, ci fu questa reunion di chef e molto probabilmente occuparono tutte le stanze. Tra l'altro io avevo l'invito non solo qui, ma anche proprio all'albergo qui vicino, evidentemente, e quindi dovevo arrivare qui, ma non riuscì, per un piccolo problema di bus, dovevo raggiungere, ecco, quindi la sede dell'albergo da molto probabilmente alla stazione di Trento, e quindi su questo ci fu un po' di problemi, quindi non rischiai, ecco, quindi, però forse valeva la pena, perché penso sia stata l'ultima edizione di questo evento, di cui voi avete ancora evidentemente rimasto i bicchieri, perché fu evidentemente una cosa da 300 persone. Ecco, quindi, bene, quindi menù, e fra i piatti cosa possiamo citare?
Allora, noi cambiamo il menù una volta al mese, difatti quindi dovete ristampare tutto. Questa settimana facciamo il cambio menù, ecco. Venerdì partiamo già con il nuovo menù. Sì. E, uno dei piatti che ha mangiato oggi era appunto i tortelli che dicevamo prima, poi come antipasto le delizie di pesce persico marinati con olio del Gardner, salvia all'ananas, tartufo nero fresco e la burrata. Poi come primi di carne, che è uno dei piatti forti diciamo del castello, anche prima che arrivassi io, sono i ravioli all'anatra profumati alla maggiolana con tartufo, anche quelli. E il nostro chef usa anche la cottura a bassa temperatura, così i prodotti mantengono, diciamo, tutte le caratteristiche e i sapori. Ecco qua, questi sono alcuni piatti, poi chiaramente abbiamo i dessert, quindi dolci. Ecco. In questo periodo abbiamo la composizione di dessert alle creme o alla frutta, sono 3 assaggi diversi su un piatto, oppure lo spumoso di bergamotto con la tartare di ananas. Chi ha avuto modo di provare, anche perché l'utilizzo del bergamotto effettivamente, insomma, come dire, è abbastanza raro, nonostante sia uno dei prodotti simbolo. Lei magari è albanese, praticamente il bergamotto si produce praticamente dall'altra parte dell'Adriatico, praticamente in provincia di Reggio Calabria, però lato Albania, cioè lato Grecia, insomma, se vogliamo, ecco, perché è proprio ancora un po' più in giù, esatto, quindi è comunque un prodotto che gli chef internazionali comunque citano, in realtà poi, come dire, non si usa più di tanto, però ecco, comunque chiaramente molto, molto interessante. Ora, sul fronte dei vini, perché lei è un uomo di sala, ecco, quindi chiaramente si occupa appunto di questo, quindi vini chiaramente soprattutto qui del lago, del Trentino, e poi chiaramente anche... Esatto, io come ho fatto assaggiare, insomma, l'abbinamento che abbiamo fatto oggi con il menù del lago, siamo partiti con un Pisoni Rosé, che è un Pinot Nero, e poi le ho fatto assaggiare con l'antipasto il Nosiola del Giovanni Poli, che non deve... Ottimo, anche perché essendo qui chiaramente la Nosiola è proprio il vitigno di questi pochi produttori che ci sono appunto al Castello di Toblino, anche Toblino stesso. Quello di prima era come si dice, un Blanc de Noir, no? Era nel senso lo spumante è un Blanc de Noir, nel senso che è un Pinot Nero vinificato appunto si dice in bianco, ma il risultato è appunto rosa, e devo dire neanche troppo corposo, perché chiaramente il Pinot Nero è un vino rosso, e quindi anche negli spumati, negli champagne si nota appunto immediatamente, insomma, che c'è una bacca rossa. No, in questo caso devo dire sicuramente, insomma, Pinot Nero qui delle vostre zone, quindi qua della valle, leggero. Ecco. Poi il Manzoni bianco, che è l'incrocio, il Manzoni bianco, che sarebbe l'incrocio Manzoni, che abbiamo questi due incrocio di Riesling e Pinot bianco della Forador. Questo è un Blanc de Ruses, no, in francese, con la S finale, nel senso che è un bianco di rossi, perché l'incrocio è fatto da due vini rossi. No, sono due bianchi, Riesling e quindi bianco. c'è l'incrocio Manzoni bianco, e c'è l'incrocio Manzoni rosso, quindi sono i due vitigni che purtroppo non sono marcati nell'etichetta. E fa i 12 mesi su Mover è più capace lei. Su Mover dico, lei è chiaramente musicista, ha studiato poi a Bolzano, ecco, quindi chiaramente bene. Bene, quindi complimenti per questa nuova stagione, questa nuova appunto gestione del Castello di Toblino, che è appena partita da un anno, diciamo che da poco. Il 1° di agosto abbiamo compiuto un anno quindi siamo al primo anno, e quindi poi insomma vedremo cosa succede. Ecco, quindi bene, saluti dal Castello di Toblino. Ti saluto.